Limbodre. Ci steva una taverna mezzo alla Malevizza. Andò le viaggiature se fermavano a mangià. Quando passava qualche cristiano, bello ciuettolo, e addomannava che ci steva da mangiare, lo tavernaro lo mettava trasedendo, apriva una cascia e gli diceva: guarda, guarda che bella roba che sta qua dentro. Come lo poveretto ieva a guardare dalla cascia, si chiudeva lo coperchio che teneva una sega tagliente come un rasulo e l'ammuzzava la capo. Un giorno, per Daddane, passavo Cristo con tutte le apostole e addomannavo che tenevano quotto a quell'ora. Vieni a vedere dalla cascia, rispondette lo tavernaro. Ah, lo saccio quello che tiene da dentro, dicette Cristo. Camminarono innanzi, Pietro si girava e non vedette più la taverna. Maestro, come mai non ci sta più la taverna? Addomannavo. A sprafonnata, perché da si mangiavano la carne delle cristiane, rispondette Cristo. A così, tant'à la terra scierno le imbodre. Le imbodre sono un fenomeno vulcanico assimilabile vagamente a una solfatara, con fuoriuscita di gas e fango. Le emissioni mefitiche aumentano in intensità e spettacolarità dopo le piogge. Il luogo è una mofeta e nei pressi doveva trovarsi un santuario pagano dedicato alla dea Mefite, divinità degli inferi. La Malvizza è una contrada di Montegalvo Irpino situata ai margini nord-orientali dell'Appennino campano, frequentata probabilmente dai cacciatori-raccoglitori del Paleolitico, abitata dal Neolitico e attraversata dal Tratturo, detta la Via della Lana, che da Pescasseroli, in provincia dell'Aquila, consentiva sino alla metà del 1900 ai pastori abruzzesi la transumanza con le greggi fino a Cantela, in provincia di Foggia. L'area fu conquistata prima da Sanniti e poi dai Romani. Questi vi fecero passare la via Appia Traiana, che da Roma portava sino a Brindisi. Molti reperti sono stati ritrovati nell'area, appartenenti al Neolitico, all'età del bronzo e del ferro, all'epoca sannitica e a quella romana. Resistono alle ingiurie del tempo alcuni ponti romani, alcuni dei quali ormai diruti. Le persone grasse erano ben viste dalla gente in passato, sovente erano invidiate perché la pinguedine era considerata salute, giacché essa era la conseguenza d'abbondante nutrizione e costituiva una riserva in caso di carestia. Relatamente a questa leggenda esiste anche una seconda versione che io ho raccolto, ma è tuttora inedita. San Nicola sarebbe passato per la taverna e avrebbe liberato tutti i bambini che l'oste malvagio teneva chiusi nella cassa, per ammazzarli e adoperarne le carni come pietanze per gli avventori. A voler tentare un'interpretazione antropologica, il taglio della testa degli avventori si può collegare come fatto sacrale alla mietitura, mentre la somministrazione di pietanze con carne umana si potrebbe riferire ai fenomeni di antropofagia durante le grandi carestie medievali intorno al 1000.